Se non sappiamo imparare dagli errori del passato significa veramente che c'è qualcosa che non va, quindi da parte nostra penso che questo sia un atto doveroso. Lo diciamo a voce ormai da sempre, ora è giusto che lo concretizziamo. Lo sbarramento del torrente Vanoi incassa il voto contrario dal Consiglio provinciale di Belluno, che ieri sera in seduta urgente ha deliberato all'unanimità un documento che dice no alla realizzazione del bacino artificiale su progetto avanzato dal Consorzio di Bonifica Brenta tra il Bellunese e il Trentino. A pochi giorni dalla celebrazione del 60°, la commemorazione del 60° del Vajont, ci ritroviamo di nuovo a che fare con un'opera che presenta profili di rischio elevatissimo, che mette a rischio le comunità che vivono le nostre montagne e quelle del Trentino per sostanzialmente un interesse di tipo economico. Un progetto che viene riproposto da almeno un secolo, la prima volta nel 1922, la seconda nel 1955. Allora un unico committente, la SADE, la stessa della diga del Vajont, e di seguito fino ad oggi con il sostegno recente della Regione Veneto, che ha posto il progetto collegato al contrasto della siccità del Consorzio Brenta al primo posto tra le richieste al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per accedere ai fondi PNRR. Si è sempre fermato per i gravi problemi idrogeologici che l'area ha, certificati anche dal piano di assetto del territorio della provincia autonoma di Trento, che lo inserisce in grado P4, che è il massimo grado di pericolosità. Una diga alta 116 metri per contenere un lago artificiale da 33 milioni di metri cubi d'acqua, che sulla carta presenta rischi di gran lunga superiore ai benefici, lo ha ricordato il consigliere Paolo Perenzin, citando la relazione tecnica allegata allo studio di prefattibilità dell'opera. I progettisti scrivono queste parole. I comuni montani che vedranno insistere nel proprio territorio la diga, quella del Vanoi, ne riceveranno gli effetti negativi connessi alla modificazione dell'ambiente naturale e, attenzione, e all'incremento delle misure di sicurezza a fronte di possibili incidenti. Queste parole sono pietre. Presenti alla seduta anche i sindaci di Fonzaso e di Lamonna, che con i colleghi della Valle del Vanoi minacciano azioni clamorose. Sono azioni anche forti quelle che possiamo intraprendere, dalle consultazioni popolari, che sono sempre una possibilità, alle manifestazioni di piazza, alle proteste che potrebbero coinvolgere anche la viabilità, piuttosto che altri tipi di azioni, anche legali, che potremmo intraprendere.